Buongiorno a tutti amici, 7:20 e stiamo lasciando la stanza qui a Koh Tao. Andiamo a fare colazione, rendiamo lo scooter e andiamo a fare il check-in. Buongiorno anche da noi. Buongiorno anche a voi. Pronti, vero Rita? Sì, Bello. facciamo un giro di perlustrazione per vedere se abbiamo preso tutto. Zaino. Vediamo anche in bagno, ma mi sembra che non ci sia nulla. C'è un rasoio, lo vuoi? Magari l'hai appena usato. No, appena usato. La prendi. Lo metto in borsa. Adios, Koh Tao. Mi ha presentato un documento con il conto da pagare, ma l'ho già pagato online, ho 8.000 passabatte. Non l'aveva capito. Ok, si rende lo scooter e andiamo a fare il check-in per lasciare l'isola. Tutto ok, mi stanno riportando il passaporto. Che bellini che sono, che bellini. Là. È più cincione di Girati. Che carino. Che bello. Tranquilli. Un peluche. Scooterone reso, 750 baht, qui l'abbiamo pagato 250 al giorno. Adesso andiamo a fare il check-in, perfetto orario, sono le 8:05. Check-in fatto, siamo in possesso dei biglietti, si rientra a Koh Phangan. Adesso si imbarcano per Krabi, poi toccherà a noi per Koh Phangan. Ancora qualche giorno e ci rimbarcheremo anche noi per Koh Samui e poi da Koh Samui andremo verso Phuket, ragazzi, dall'altra parte della penisola. Così non ti perdi. E ti ritrovano e ti mettono sulla barca giusta. Non è mai detto, ma addio Koh Tao. Non credo che torneremo qui. Non è proprio dietro l'angolo. Eccoci ragazzi, di nuovo a casa, siamo rientrati, ce l'abbiamo fatta. 3 giorni in un'altra isola, ma adesso siamo di nuovo nella nostra stanza con piscina. Ogni tanto noi ci sentiamo a casa in certi posti dove siamo già stati. Ok. Rimettiamo a posto tutto, il computer nella scrivania, dobbiamo lavorare molto perché 3 giorni non ho lavorato nulla e devo farvi vedere quello che abbiamo visto, ci tengo. Quindi? Disfacciamo le valigie. Bravo. Qualcuno ci ha corretto, grazie. Certo, grazie. Noi parliamo ogni tanto come mangiamo e mangiamo con le mani e parliamo con i piedi. No, vabbè. Vabbè, siamo sardi, molte volte non si sa, ma noi in Sardegna traduciamo anche dal sardo, che è una lingua, e quindi molte volte non in poi... questo caso. No, non in questo caso, poi molte volte le parole o le frasi sono proprio tradotte dal sardo e quindi in italiano sembrano incorrette o sono sbagliate. Sono proprio sbagliate. Sì. Comunque ragazzi, sistemato tutto, la signora ci ha subito rifatto i letti, passato la scopa e lo straccio in terra, ripulito tutto, disfatto le valigie e io sto già lavorando da 1 ora e mezzogiorno adesso.
Rita continua a pulire tutto, abbiamo aperto tutto per far arieggiare. E niente, subito al computer per editare. Tra poco andiamo a pranzo e poi vedremo che fare. Devo recuperare un po' di lavoro, quindi non lo so cosa faremo oggi. La giornata è stupenda. Buon lavoro! Grazie. Ce n'era da fare? Ce n'è ancora. Sciacquare un po' di roba che abbiamo utilizzato, fare qualche stendino. Sì, adesso lo facciamo. Abbiamo reso lo scooter, quindi siamo a piedi e andiamo a mangiare. Ciao, buongiorno! E andiamo a mangiare qua dietro. 4 passi, poi dobbiamo rinoleggiarci uno scooter per poterci spostare, ma lo possiamo fare anche domani, oggi non ne abbiamo bisogno. Oggi ravioli Dado, matriciana Rita e Caccio e Peppe io. Si torna a casa. E dopo i ravioli e tutto il resto torniamo a casa, ci riposiamo perché eravamo 4 giorni in giro. Esatto. E siamo un po' stanchini. Siamo cotti. Un po' stanchini. Come vi ho detto ragazzi, bisogna recuperare, quindi il riposino pomeridiano e adesso lavoro tutta la sera al computer. 3 giorni senza editare filmando e basta, finisci per accumulare molti video. È ora di andare a cena amici, oggi ci siamo riposati, abbiamo lavorato, Rita si è riallenata, io rinizio domani mattina, ma adesso andiamo a mangiare qualcosa. Al solito posto dietro casa, siamo senza scooter, dobbiamo riaffittarne un altro perché era scaduto il mese. E poi ancora qualche giorno in quest'isola visiteremo ancora qualcosa che ci manca, ma penso poco. E basta, e poi ce ne andremo. Ve l'ho già detto, forse ve l'ho già detto 2 volte, non ve lo ripeto più, andiamo a cenare. Andiamo Rita, pronti? Salve. Andiamo a cenare. Buongiorno a tutti ragazzi, bella giornata di sole, Rita è qui a fianco, finisce di allenarsi e poi andiamo a pranzo fuori e vi facciamo vedere una nuova spiaggia. Eccola qui e ha i piegamenti sulle braccia. Nel frattempo che finisce io mi prendo appunto mezz'oretta di sole qua, ho lavorato 3 ore e mezzo, sono le 11 del mattino, sono in piedi dalle 8, dalle 7:30 colazione, ma ho iniziato a lavorare alle 8. Mezzogiorno meno 10, siamo pronti per uscire. Buongiorno. Ciao. Ho portato il drone perché siamo passati una volta con Rita e abbiamo visto questa bella spiaggia. Oggi stiamo andando lì, però si sta nuvolando terribilmente, quindi la dronata di oggi sarà così, nuvolosa, una dronata nuvolosa. Ragazzi, voglio farvi vedere una cosa, mi sono parcheggiato un attimo. Vedete, Rita ha dato il nuovo scooter, l'altro avevamo finito i termini e ne ho noleggiato un altro. Ma voglio farvi vedere una cosa, da qui, proprio da questa posizione, pochi giorni fa abbiamo fatto una dronata. Ero proprio parcheggiato qui in piedi, ho fatto una dronata di questa giungla meravigliosa. E ha fatto un diluvio universale qualche giorno dopo. Guardate cosa si è staccato da questa montagna, guardate questa roccia, è finita davvero in mezzo alla strada, si è staccata da lì sopra. Oggi ragazzi vi facciamo vedere questo posto. Magari vi dico anche come si chiama questa spiaggia. Adesso appena lo leggo per non prendere Maps. Oggi stiamo qui e poi qui avanti da quella parte ci sono sicuramente tanti ristorantini. Non vedo l'ora di fare anche una passeggiata e una dronata, speriamo che non peggiori.
Da una parte è anche abbastanza aperto, sereno, dietro invece è parecchio nuvoloso. Comunque nuvoloso, ma sempre tanto caldo. Caldo assurdo. Facciamo subito una passeggiatina con Rita per vedere tutta la spiaggia. Non so se ci siano anche delle passerelle per andare dietro, adesso vediamo. Di vento ragazzi, ho paura. Comunque 2 immagini le abbiamo portate a casa e anche il drone quando lo riportiamo a casa va sempre bene. Adesso andiamo a pranzo, ma che sfiga, ho riportato il drone a casa e c'è il sole e non c'è più vento. C'era un forte vento, avevo paura anche di farlo volare. Calma piatta, 3 secondi fa l'ho messa a posto, uscito il sole, è sparito il vento. Ragazzi, si pranza qui, di fronte al mare. Qui Rita, qui. Sì, qui. Siamo più comodi anche all'ombra. We need the rice. Yes, sì. Curry with rice. Sì, yes, sì. For With drink? rice, sì. For drink? Water. Water. Sì, sì. Small one. Small one. Ok. One small one or two small one? Too small. Too small. Too small. Yeah, I break 3 glass. Ok, thank you. Thank you. Primo piatto arrivato di Rita, buonissimo, curry un po' piccantino con patate, carne e riso. Molto piccantino. Buono. No. No, buono. E adesso arrivano anche i nostri, Dad, Sì. di fronte al mare. In ritardo. Non stiamo male qua ragazzi, è molto bello. Piattini nostri. Carne, riso e verdura. Semplice. Bel pranzetto fatto, leggeri come sempre, riso, pollo, verdure. Adesso ci sdraiamo in spiaggia. Sono le 2. Dopo il super pranzone che ci siamo fatti, 2 pezzettini di pollo e una pallina di riso. Sto facendo una dieta formidabile. Abbiamo dormito comunque dopo questo pranzone. Almeno un'oretta in spiaggia. Adesso bagno, raccogliamo tutto e andiamo a farci un giro. Proviamo a vedere ancora qualcosa di quest'isola che non abbiamo visto. Dai ragazzi, bagnetto di famiglia e ce ne andiamo. C'è molto caldo, ma per fortuna da questa parte c'è ombra, infatti mi giro e mi vedete meglio. Vedete, ci sono tutti questi alberi e la spiaggia è tutta all'ombra sino a qua. Per prendere il sole sino al tramonto dobbiamo andare dall'altra parte dell'isola. Siamo praticamente a ovest adesso. Dai Dado, bagnetto e ce ne andiamo a fare un giro in scooter. Portiamo tutti i nostri follower, la nostra community a fare un giro e a scoprire qualcos'altro, dai.
Dai, pronti? Sì, via. Dai, andiamo. Ti dava fastidio? È bagnato. Ah. Abbiamo sempre riso con Davide per questi scooter che si trovano qui in Thailandia. 125, guardate la marmitta e guardate le ruote. C'è una bicicletta, ce le ha più larghe. Pronti, cambiati, tolto il costume bagnato, andiamo a esplorare l'isola, qualcosa che ancora ci manca, anche se credo di averla visitata tutta, Ultime dronatine dell'isola, non vogliamo lasciare neanche una spiaggia al caso, ve le vogliamo far vedere tutte. Beh, perché questa spiaggia era da filmare, davvero bellissima. Quanto è piccolo! Ragazzi, è bellissimo. Ciao piccolino, cosa ci fai tutto solo, ciccione così? Ciao, bello, vieni qua. Ciao, vieni qua. No, vieni qua. No, non vieni. La mamma russa. Sì, piccolino. Dove vai? Qua non c'eravamo ancora passati, non so di cosa si tratti, forse in onore del re, no, non lo so che personaggio sia. ...627 metri il picco più alto. C'è puzza di cascate qui, ragazzi, eh? Vediamo. In mezzo alla giungla, sentiamo il rumore dell'acqua. Vediamo dove ci porta questo sentiero. Molto bello questo posto. Sicuramente qua vengono a fare il bagno perché giù ci sono delle belle piscine. Bel posto anche questo e non l'avevamo ancora visto. Ultimi video dell'isola di Koh Phangan, ragazzi, alla scoperta di tutto ciò che non abbiamo ancora visto. Siamo finiti in un posto Villaggio assurdo. sopra la montagna. Guarda, si va pure più su. Ah,
dal ristorante c'è il punto panoramico. Approfittiamo e ci facciamo un banana juice in 2 e poi scendiamo. Posto strano, è assurdo. Guardate dov'è, che bella, questa è una bella casa, belle terrazze. E vivono qui, così, incasinati persi. Una montagna di cocchi. Andiamo a vedere la spiaggia. Dado. Non è il ponte più sicuro del mondo, però. Andiamo a vedere anche qui. Questo posto ha vissuto decisamente tempi migliori. C'è talmente tanta spazzatura in terra, ragazzi. È impressionante. Peccato, queste spiagge sono meravigliose, ma il mare porta talmente tanta spazzatura che è impressionante. Guarda. Rientriamo da Rita, esplorazione conclusa. Questo posto mi ha impressionato per la sua bellezza e per la spazzatura e il disastro che c'è in giro. Case diroccate, abbandonate ovunque. Vedete, c'è di tutto ovunque, addirittura Eternit, macerie. E sarebbe un paradiso assurdo. Quella spiaggia lì dietro, se non ci fosse tutto questo schifo, sarebbe uno dei posti più belli che ho mai visto, più belli e selvaggi che ho mai visto in vita mia. Pensate, in un'isola come questa in Asia, è una spiaggia lì sperduta. Avevano sicuramente costruito un villaggio, è andato in malora, è crollato tutto, hanno abbandonato tutto, ci sono macerie ovunque. Guardate, vi faccio rivedere, non so se qui ho inquadrato perché ho paura di inquadrare. Non capisco neanche come sia potuto crollare tutto così. Quanto tempo fa era in piedi? Cioè, mica crollano così le cose, sembra che sia davvero avvenuto un terremoto. Una catastrofe. Andiamo, si rientra. Dopo questa incredibile nostra spedizione in mezzo alla giungla. Stupenda, date. Questo posto è impressionante, fa paura. Che paura, è una disfatta.
ed è un paradiso. Siamo riscesi dalle montagne, dalla giungla e finalmente c'è un po' più di caldo, perché quando si è in quota in mezzo alla giungla le temperature sono parecchie più basse. Bellissima giornata all'aperto, tutto il giorno in giro, esplorare ancora posti nuovi di quest'isola e credo che ormai ci siamo, l'abbiamo visitata tutta. Ancora 2 giorni e poi ci trasferiamo. Lungo la strada, ragazzi, abbiamo visto un alberello, guardate che grande, gigantesco, Dado. Guardate Dado con la magliettina bianca, è un po' buio ma si vede, guardate che grande è. Bello, eh? 400 anni ha quest'albero ed è in piena salute, vivrà ancora a lungo. A casa allenamento, docce e poi andiamo a cena. Io mi alleno sotto la pompa perché c'è un caldo assurdo, sarebbe impossibile senza. Rita si è già fatta la doccia preparata, Davide ugualmente. Rita, aspetta, a te mi faccio una bella doccia anch'io e usciamo e andiamo a cena. Andiamo a cena perché abbiamo tanta fame. Ok, ti stai abbronzando e complimenti. Piano piano, dai. Pronti ragazzi, si va a cena. Andiamo in un posticino molto carino di fronte al mare. Però vabbè, non ve lo faremo vedere perché ci sarà buio nel mare, comunque. Questo è il posto che abbiamo scelto per cena, si mangia bene ed è molto carino, c'è una bella terrazza qua fuori. Questo è il posticino che abbiamo trovato ed è molto carino, davvero, eh. Qua sotto c'è il mare, dovremo venire a pranzo, vedete c'è una barca qua, dovremo venire a pranzo per farvelo vedere alla luce, davvero carino. E si mangia anche discretamente perché abbiamo già mangiato una volta. Si mangia abbastanza bene. Sì. Sì, la signora è bravissima a cucinare. Oggi ragazzi ci beviamo un bicchiere di vino bianco. Eccezione, proprio eccezione, perché non è buono e costa un sacco di soldi. Questo è il mio piatto, riso e fettina di pollo impanata. Buona ragazzi, adesso ci metto un po' di ketchup e maionese e poi ci hanno portato un po' di uova in camicia anche. Thank you. Che piattone, le uova sopra che si aprono in camicia, ketchup ovunque, stiamo impazzendo qua ragazzi, ci stiamo rovinando. Pronti ragazzi, si rientra, bella cenetta fatta, scufferone e torniamo in camera. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Ripeto, ultimi momenti a Koh Phangan in questa stupenda isola e quindi godiamoci, questo è uno degli ultimi giorni. Poi cambiamo isola. Andiamo isola. Nuova isola, nuove avventure, nuovi panorami. Cibo sempre uguale. Cibo sempre uguale. Qui c'eravamo già stati e vi avevo promesso che sarei ritornato per fare una dronata del pezzo di sabbia, di quella lingua di sabbia che va da quest'isola a quell'isola di fronte. E ho mantenuto la promessa. C'è un po' di vento, ma aspettiamo, vediamo un po' come si mette la giornata. È l'1:45, ci siamo già seduti a tavola, così poi andiamo direttamente in spiaggia. Ci togliamo l'impiccio del pranzo. L'impiccio è anche il piacere però. Ho visto che ci sono alette di pollo e crocchette di patate. E io mangio quello.
E questo è il piattino di zietto. Buone? Al ristorante entrava un'aria, un vento tremendo, qua invece non c'è un filo di vento e c'è un caldo atroce, bellissimo. Adesso ci sdraiamo e ci prendiamo un po' di sole. Temperature altissime senza vento. Facciamo 2 passi con Dado e andiamo a cercare un po' di frescura, perché da questa parte è riparatissimo e c'è troppo caldo. Proviamo a attraversare anche questa lingua di sabbia e andiamo nell'isolotto di fronte. Così. C'era un uomo forse thailandese con un drone uguale al mio lì in mezzo a quel vento tremendo. Tranquillo il drone, tranquillo, ero convinto che non potesse volare. Invece lui era molto sereno, poi addirittura l'ha fatta atterrare in spiaggia, in mezzo alla sabbia. Adesso andiamo a berci una noce di cocco a testa. C'è troppo caldo e ci sediamo un po' al baretto, all'ombra. Strapiena oggi e sembra una spiaggia ad agosto in Sardegna. Cocco ragazzi, dopo tanto sole assaggiamo. Che buono, buono fresco. Ragazzi, siamo venuti in questa spiaggia perché vi avevo promesso anche una dronata sopra questa lingua di sabbia e il tizio prima con un drone uguale al mio l'ha anche fatto volare, ma io, per dir la verità, un po' di paura ce l'ho perché c'è ancora vento, lo sentite, e anche parecchio, e se lo perdo non vi faccio più vedere il resto dei mesi, il restante dei mesi che dobbiamo rimanere qua. Perciò questa lingua di sabbia ve la faccio vedere con la GoPro. L'abbiamo anche attraversata con Dado prima. Certo sarebbe bello perché è molto bella anche la spiaggia dove eravamo tutto il pomeriggio, però teniamoci il drone al sicuro che è meglio. Alla fine non ho mollato ragazzi, ve la volevo far vedere, avete visto che bello dall'alto. Alla fine non ha dato neanche nessun allarme di vento forte, quindi era tutto sotto controllo. Comunque giusto 2 immagini e riportato a casa. E non potreste più vedere tutte le dronate da qui in avanti. Beh.
Dronatine ovunque ormai, ragazzi. Ultime dronatine di Koh Phangan. Prima di rientrare a casa ci compriamo 6 banane e un'anguria. Una bella anguria, la mettiamo in fresco e domani ce la mangiamo. Anche un mango prendiamo. Pronti ragazzi, pronti per andare a cena. Siamo cotti oggi e abbiamo preso tanto sole. Sta facendo... Oh, la Rita sta vestendo nel frattempo. Sempre. E Così mi becchi. cosa volevo dire? Sta facendo tanto sole. Sì, ci stiamo abbronzando parecchio. Finalmente sta facendo belle giornate. Ma i prossimi giorni dovrebbe tornare nuvoloso e pioggia e tempo brutto. Ma non ci credo. Ce ne freghiamo. Se fa belle giornate andiamo al mare, se le fa brutte ce ne stiamo Ci qui, rilassiamo. lavoriamo, ci rilassiamo, facciamo altro. Certo. Ok? Ok, fare fatto. Andiamo a cena. Andiamo a mangiare. Vieni. Sei pronta, Rita? Pronta? Wow, sexy più che mai. Sexy? Beh, Ma niente di che. vabbè. Andiamo Andiamo. a mangiare, Rita. Abbiamo scelto un altro palo per le nostre riprese notturne. Da un palo all'altro. Sì, perché questo è più potente. È un vialetto buio, quindi se dobbiamo parlare ci mettiamo sotto al palo. Certo. Comunque andiamo in questo night market qua vicino e c'è la possibilità di mangiare diverse cose. Andiamo a scegliere. Un po' più sano. Andiamo. Più che sano, più variegato. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Rita, vabbè, il solito salmone con le verdure, e io e Dado questo per me e questo per Dado. C'è del pollo, verdure e pane.